Dalla pandemia in poi il disagio psicologico ha assunto un ruolo di primo piano quando si parla di salute e alcuni degli ultimi drammatici episodi di cronaca in Veneto confermano come il problema vada affrontato con urgenza. Rachele Scarpa del Partito Democratico, la più giovane deputata di questa legislatura, è la promotrice di un intergruppo parlamentare per la tutela e la promozione proprio della salute mentale. Un intergruppo parlamentare è un luogo, di discussione informale tra parlamentari dove si ragiona insieme di che iniziative mettere in campo. Io penso che servirà sicuramente un'iniziativa, di natura legislativa, che punti da un lato a rendere strutturale il bonus, ma anche a ragionare di, qualcosa che abbia un carattere più universale, penso ad esempio allo psicologo di base, e poi ci dovrà essere un'iniziativa di natura culturale. Un'indagine di Rete Studenti e Sindacato Pensionati CGIL su un campione di 30.000 studenti rivela come 9 ragazzi su 10 si portino addosso conseguenze dall'isolamento forzato imposto dal Covid. Occorrono provvedimenti strutturali da parte dello Stato che potrebbero scaturire proprio dal confronto all'interno dell'intergruppo. Aggiungo che, stanno già arrivando le prime adesioni e che, con mia, grande felicità sono adesioni da, tutto l'arco politico. Quindi penso che ci potremo occupare del tema con trasversalità, senza preclusioni ideologiche e rispondendo veramente in modo concreto a un problema che riguarda tante, troppe persone.